Onda la rassegna stampa. Bagnato fradicio, Simone. Oggi bisogna asciugarsi lentamente e d'altronde piove forte anche su Milano e maggiori precipitazioni attese in Liguria, soprattutto in Emilia-Romagna, a Bologna. Hai sentito, insomma, hanno detto evacuiamo i piani bassi in certe zone, meglio non rischiare. Il buongiorno si sente dal Varin, buongiorno, 7.31, Radio Libertà, benvenuti. Buongiorno da Sammy Varin, buongiorno da Simone in regia, buongiorno naturalmente dai nostri gatti che si sono svegliati insieme a voi. Rassegna stampa non è una rassegna stampa, per molti è addirittura carta straccia. E allora, perdonami Simone, ti rompo le scatole già a quest'ora del mattino. Abbassa un attimo la base e sentiamo quella che potrebbe essere la nostra nuova sigla al posto dei gatti dall'album Carta Straccia di Alberto Radius. Sentite questo pezzo? Cosa ne pensi, Simone? Potrebbe andare come sigla? Va ora in onda Carta Straccia. È un po' fighetta, dici? Va ora in onda Carta Straccia! La vuoi più simpatica ancora? Va ora in onda Carta Straccia! La sigla fighetta. Cioè, ragazzi, una roba... Questa è la vera musica del compianto Alberto Radius. Roba che Radio Italia non trasmette, ma non la trasmette neanche Radio DJ, neanche Latte e Miele, nessuna trasmette questa radio. Perché? Perché i programmatori musicali sono ignoranti, dal latino ignoro, signora, ignoratum, ignorare, celebrai. Guarda che fortissima sta canzone. Bella. Cosa vuoi? Ancora un minuto, poi attacco, Ancora un minuto, fammela sentire ancora un minuto. Sì. Vai. Attento che adesso si incazza. Attento. Vai. Sì. Alberto Radius, celebrai! Oh, questa è la proposta di Sammy Varin. Secondo me ci sta da Dio come sigla al posto dei gatti, C'è anche il vaffanculo, che ormai ci siamo quasi alleati con i 5 Stelle sul fronte armi. Ari, buongiorno da Sammy Varin. Senti, non iniziate a scrivermi, stai trovando tutte le scuse per non fare la rassegna stampa. Non è assolutamente vero, ragazzi. Semplicemente questa non è una rassegna stampa. Ci teniamo compagnia sotto l'acqua, con la paura che trasbordi fuori il fiume in molte zone d'Italia. Tiè, quella là, facciamo cornettine a destra e a sinistra, ma soprattutto devo fare la rassegna stampa, dimenticavo. Invito tutti voi a sorreggermi, sorreggete me, sorreggete soprattutto Simone che è bagnato fradicio. Inviate i vostri WhatsApp e anche magari una stufetta elettrica al 340 6709 659, perché se questa non è una rassegna, noi vi diamo comunque la possibilità di criticarci, di dirci perché stai ancora perdendo tempo raccontando la rava e la fava. Sammy Varin, inviate il vostro pensiero e le vostre parolacce al 340 6709 659. Buongiorno a chi adesso perde tempo anche a salutare quelli che ci ascoltano sulla Radio DAB in automobile col tergicristallo che va avanti e indietro. Buongiorno a chi ci ascolta da casa al Calduccio sul canale 252 del televisore in tutta Italia, naturalmente. Non siamo mica straccioni che ci si sente solo in un pezzo e poi non... Buongiorno a chi ci ascolta sul sito radiolibertà.net. Buongiorno
a chi ha scaricato l'app di Radio Libertà sul proprio cellulare, che in questi giorni ancora non si trova, ma se l'avete scaricata ce l'avete. Se non l'avete scaricata, fate la prova, cercate nell'App Store Radio Libertà, vedrete che non ci siamo. E tu dici, bella scoperta, ho perso tempo. Ma c'è un motivo, perché siamo brutti, siamo cattivi, perché diciamo cose strane, ci hanno tolto l'app. Va bene, ho finito il mio comizio, posso cominciare. Se al posto dei gatti mettete carta straccia, cambio emittente, disgraziati. Cioè zero. Mai una gioia mi danno i miei ascoltatori, mai una gioia. Ma io vado davvero, ma torno a Radio Italia anni 60, ma cioè, va bene, comincio. Ma è venerdì d'altronde, è venerdì. Il venerdì, già lo facciamo strano durante la settimana, il venerdì non lo facciamo proprio, tu dici aspetta che tolgo celebrai, cancelliamo, carta straccia, buttiamo via tutto, non va bene, ci vogliono i gatti per sempre, gatti forever. Diamo subito a leggere i giornali, sì, perché ho capito che avete voglia dei giornali. Oggi sui giornali si parla di tregua, ma anche di costo, di prezzo. Quanto costa la tregua? Perché tutti ci aspettavamo, devo dire anch'io, no? Pensavo che ieri e subito Putin dicesse ma sì, ma va bene, invece ditino a monitore, sì, ma adesso vediamo. La verità, e vi dico subito, così chiudiamo subito la rassegna stampa, la verità è che Putin sta finendo di conquistare dei territori, per cui dice sì, tregua, ma aspetta un attimo, capito? Basta, chiusa la rassegna stampa, ci sentiamo domani, arrivederci. Tregua, le condizioni di Putin, titola il Corriere. Tregua, Putin alza il prezzo, titola la Repubblica. Tregua, le condizioni di Putin, si sono messi d'accordo Corriere e La Stampa. Che fantasia! E noi che li compriamo questi giornaloni, capisci? Almeno Repubblica ha scritto Putin alza prezzo, che non lo sa ancora quanto vuole, non si sa assolutamente niente. Oggi i giornali sono davvero carta straccia. Celebrai la 1000ª scopata con lei, e lui non sapeva di quella cosa, di quella canzone. Devo proseguire, devo cominciare. Il resto del Carlino, tregua, Putin vuole trattare con Trump. Il Fatto Quotidiano, Putin sì alla tregua solo per una pace definitiva. Beh, questo è giusto. Ma questo è bello. Ucraina, il russo, ci sentiremo con Trump che rilancia, incontriamoci. Allora, io ho un sogno erotico, non so voi. Io ho un sogno erotico, come abbiamo visto nella stanza ovale, Trump con il povero Zelensky sputtanato, umiliato, che si guardava intorno e diceva che cazzo mi stanno facendo? Oh, ma non ve lo immaginate? Trump e Putin insieme nella stanza ovale? Secondo me si aprono subito una bottiglia di champagne italiano, chiaramente col 200%, anche noi ce lo mettiamo, 200% di dazi, e sono lì, dai, oppure Putin che si incazza con Trump. Sarebbe la vendetta dei piddini, mamma mia, sarebbe una roba veramente di arrivare alla goduria pura. Vabbè, Putin sia la tregua solo per una pace definitiva. Incontro con Witkoff. Mosca teme che in quel mese Kiev riceva altre armi, ma apre agli USA, ok? E comunque sta conquistando, e insomma volete rompergli le scatole proprio adesso che sta finendo di conquistare delle zone che gli interessano. Andiamo. Il Messaggero.
tregua le condizioni di Putin. Capisci anche come è una rassegna stampa molto variegata, no? Cioè scrivono tutta la stessa menata. Per fortuna c'è la verità. Il legale indagato c'è D'Alema dietro l'affare delle mascherine, cioè questi vivono in un altro mondo completo, ma è giusto perché è l'unico quotidiano che parla di vaccini, di reazioni avverse, i motivi per cui non esistiamo più sui social noi di Radio Libertà. Se scrivi Radio Libertà ci trovi, ma se pensi che con la campanella Facebook o YouTube ti avvisi che abbiamo cominciato una trasmissione, attaccati alla campanella. No, perché siamo antipatici, perché abbiamo detto cose strane. Leggiamo ogni giorno la prima pagina la verità. Dai, fammi bloccare. Roberto Speranza agganciato tramite l'ex parlamentare Sanza, il legale indagato. C'è D'Alema dietro l'affare delle mascherine. Blocca il Varin. L'avvocato Tedeschini per gli investigatori al vertice di un comitato d'affari col collega di Donna molto vicino a Conte, intercettato, dice che il commissario Arcuri, lo dico basso, ha annullato una commessa da decine di milioni per favorire Benotti dopo l'intervento di Baffino. L'indagine fu azzoppata dall'avviso di proroga dei PM. Da quel momento tutti zitti e il portavoce della Todde tritava i pizzini. Ah, eccolo qua. Siamo sulla verità, che mette anche la foto di Putin in mimetica, ragazzi. È un bell'uomo in mimetica, Adesso capisco perché Zelensky non se la toglie più, cavolo, è tutto un altro look. Ce l'ho anch'io, il giubbettino mimetico, assolutamente, lo metto domani. Putin sia alla tregua, ma solo se porta alla pace. Ne parlerò con Trump, e questa è una frasettina, insomma, che non possiamo non concordare. Siamo ancora sulla verità. La verità è che, corrotti dai cinesi, 15 europarlamentari. Oddio, diciamolo senza peli sulla lingua. Avete peli sulla lingua? Che schifo. No, piacerebbe un po' a tutti noi essere corrotti dai cinesi. Dipende anche quanto costa. Arresti e perquisizioni. C'è qualche cinese che vuol fare pubblicità su Radio Libertà. Arresti e perquisizioni nelle case dei lobbisti Huawei. Io ce l'avevo un telefonino Huawei. E nella sede dell'Aula europea. Secondo l'accusa, gli indagati avrebbero pagato convegni e viaggi per avere favori, sigilli agli uffici degli assistenti di deputati di Forza Italia e Renew. Ok? E insomma, sempre sulla verità, dopo il disastro sul voto in Europa, Schlein sul banco degli imputati, nel PD il congresso non è più tabù. Guarda che bellissima questa cosa, Cioè, adesso ricominciano a chiedere il congresso, stupendo. D'altronde sta cosa che lei ha detto di votare una roba e gli altri hanno votato quel cacchio che volevano, insomma, poi astenersi su 800 miliardi di armi, sì o no, è veramente da buffoni. Adesso non lo so cosa ne pensate voi, anzi ditemelo. 340 6709 659. La Lega è l'unica che ha detto no. Ok? E stiamo anche litigando, adesso lo vediamo tra poco, all'interno del centrodestra. No, non è vero niente, andiamo d'accordissimo, chi ha detto una roba del genere, però insomma, astenersi è proprio da dire, ma 800 miliardi, vediamo se è peggio di Putin, insomma, mamma mia. Sotto inchiesta l'ex manager Conad e l'immobiliarista Mincione, che mi hai combinato? E io che penso di esserci entrato un paio di volte nella mia vita nei Conad, capisci che poi fai l'errore e dici ok, vado solo all'S lunga, non ne voglio vedere un altro, mai tradirò ancora l'S lunga, soprattutto con Conad. Dai, scherziamo, stiamo un po' scherzando, tutti voi che fate la spesa al Conad perché ce l'avete sotto casa. Poteva andarvi peggio. Pensate se avevate una gigantesca Coop col negretto fuori che vi chiede sempre il solito 2 euro. Ragazzi miei, un tempo 50 centesimi. Negretto in senso buono. Subito Simone mi guarda come per dire cosa c'hai contro noi? Ma ci mancherebbe altro. Assolutamente, voi barbuti, voi neri,
vi amo, la mia è solo invidia perché sono brutto e bianco come una formaggella. Ok, penso di avere esagerato anche quest'oggi. Posso avere, datemi la mia querela quotidiana, rimetti a noi le nostre querele, ma me ne vuoi una, poi compra. Il giornale, Trump dichiara guerra al vino. Anche qui, per fortuna, ragazzi, che ci sono i quotidiani di centrodestra, perché altrimenti la sinistra, te li devo ripetere, tregua alle condizioni di Putin, tregua a Putin alza prezzo, tregua alle condizioni di Putin. La Stampa e il Corriere che vanno a braccetto, che si amano. Il giornale, Trump dichiara guerra al vino, che non è vero, perché è solo una minaccia dei dazi al 200% se l'Unione Europea non ritira le tariffe sul whisky. Si vede che abbiamo colpito nel segno. L'allarme del settore, l'export italiano negli USA vale 2 miliardi. Vabbè, Putin apre sulla tregua, ma ne parlerò a Trump. E qui naturalmente vogliamo Trump e Putin insieme nella sala ovale. Chissà che domande gli fanno i giornalisti. Magari gli chiedono a Putin: ma come mai oggi anche tu hai su il giubbetto militare? Putin tratta panico a sinistra, scrive invece Libero. Pace mai così vicina. Io Libero lo amo perché è sempre ottimista. Veramente, il tempo è stupendo quest'oggi. Adesso diranno fascisti su Marte. Perché? Perché abbiamo scoperto, ha scoperto il tempo, che c'è stato un vertice segreto qualche settimana fa già, per parlare che l'Italia andrà su Marte. Il sogno di un italiano nello spazio, quell'incontro all'ombra di Chigi tra SpaceX e i nostri scienziati per la missione 2028 sul pianeta rosso. Wow! Di spalla, guerra in Ucraina, tregua sì ma non ora, te l'ho detto, sta conquistando dei pezzettini che gli interessano, magari c'è qualche sua ex fidanzata di Putin lì e la deve conquistare. Putin prende tempo e detta le sue condizioni, Trump non può deluderci. Siamo sul quotidiano Il Tempo. Nessun accordo con Starlink, si studia una rete italiana, e questa è una notizia, ragazzi. Qualcuno me la chiamava Mona, il satellite Mona 1, Mona 2, Mona 3. Io lo chiamerei anche Guagliò, satellite Guagliò 1, Guagliò 2, Guagliò 3. Comunque potremmo farcelo, noi, la nostra rete. Ci vorranno 125 anni, ma l'avremo. Poi ce ne sono così pochi di satelliti che girano. Avete vista la mappa? Ma l'ha mandata Manzoni, la mappa dei satelliti che ci girano sopra la crapa, che prima o poi quelli cadono, capito? Quindi a un certo punto sarà anche un bel rischio tra poco. Il Tempo di Osho, Trump alla guerra dei dazi su vini e champagne più 200%, e Trump che brinda e dice: sto champagne lo fammi socero giù al paese, che deve essere una porcheria assurda. Bene, molto bene, stanno arrivando miliardi per le armi, no, miliardi di WhatsApp al 340 6709 659. Vi ringrazio, io te l'ho detto, non sono il giornalista della rassegna stampa, non sono neanche Sammy Varin, perché ci sono molti epiteti anche per Sammy Varin. Adesso glieli giriamo, perché oggi Sammy Varin non è venuto in radio, e quindi glieli giri tu, ecco, perché quindi ok, ecco. No, vabbè, ho letto qualche epiteto, ho detto, cazzo, lì mi aspettano fuori, oh porco puzzo. Il Manifesto, crescita zero, signori, perché? Fammelo vedere da vicino. Crescita zero per i reparti pediatrici. Già a Gaza, reparti pediatrici come bersagli, embrioni e ovuli non fecondati distrutti, donne costrette a partorire come nel Medioevo o uccise dai cecchini mentre vanno in ospedale, e stupri come arma di guerra. Gli atti genocidari di Israele a Gaza, secondo l'ultimo rapporto ONU.
E qui siamo di nuovo alla guerra dimenticata, ragazzi. Siamo di nuovo alla guerra dimenticata. Se non fosse che poi, tra un po' di anni, quelli si incazzano e ricominciano di nuovo a bombardare. Questa volta, chiaramente, bombarderanno Roma, bombarderanno Milano, eccetera. Anzi, la stanno già bombardando perché i figli del barcone, chiaramente, inneggiano alla Palestina. Quindi sappiatelo, signore. Mago Varin prevede tutto questo a breve. Occhio alla pizza del barbuto. Io non dico niente, però buona la pizza, buono il kebab, buono, e gli girano le balle al barbuto e ti fa fuori la famiglia. Lo so. Il riformista bello il titolo, e prende in giro la piazza che domani organizza Repubblica, c'è anche la Stampa. Il riformista titola La Piazza Rossa e c'è Putin con il dito puntato. A Roma si prepara l'adunata dei paci finti. Fantastico, signori. Oggi è da acquistare il riformista, uno di noi. A Roma si prepara l'adunata. Quanto costa? Fa vedere. Quanto vuoi? 2 euro, cacchio, neanche un EC, costa meno la verità. No, non lo compro mica. No. Comunque a Roma si prepara l'adunata dei paci finti, altro che Europa. E intanto Mosca insulta ancora Mattarella, dice menzogne. Questa è la prima pagina del riformista da comprare. Se avete 2 euro, a posto che darglieli al signore nero fuori dalla Conad, no, dalla Copa Conad, c'è quello diversamente nero, un po' più abbronzato, direbbe Calderoli. Quanto sei pirla oggi, Sammy Varin, veramente. Me lo sono scritto da solo il messaggio. Il Gazzettino, tregua, le condizioni di Putin. Che noia, vado giù, e il Mattino di Napoli effettivamente hanno altri problemi. Bradisismo, la paura e le risposte. Notte di tensione per la nuova forte scossa, 3 feriti lievi. Gli esperti, nessun segnale di risalita del magma, non erutterà mica, dai. Firmato lo stato di mobilitazione nazionale, Mattarella e Manfredi vicino ai cittadini. Sì, diranno, vieni qua te, altro che vicino, no? D'altronde, ribadisco e discoriva, io ero bambino, lo ripeto, non dite che dico sempre le stesse cose, ma so che ci sono ascoltatori che mi seguono un giorno e poi girano per sempre, ma quelli nuovi, io ero bambino in quinta elementare, studiavo che c'era il bradisismo nelle zone intorno a Napoli, ragazzi miei, e quindi si alzava il sottosuolo. Questi cazzoni sono andati avanti a costruire per 50 anni. Capisci a me? È come le case abusive messe, costruite sui crinali, col fiume che ti passa proprio all'entrata di casa. Cioè, come puoi pensare che vada tutto bene? Va bene. Bellissimo il titolo di Avvenire, ragazzi, e anche se siete musulmani comprate Avvenire quest'oggi, titolo Balletti russi. Mohammed Abdul, oggi comprate Avvenire, Balletti russi. Ci fermiamo, sì, dai, iniziamo a fare i seri, perché sono qua davvero oggi lo stipendio non ce lo guadagniamo. Da cosa comincio per farmi perdonare? Sì, vuoi cominciare da Repubblica, bastardo. No, dai, votate il vostro quotidiano, 340-6709-659, il primo che mi scrive faccio ciò che mi dice, vediamo, dico, stai perdendo ancora tempo, dai, stanno scrivendo in 3 o 4, 5, in 10 stanno scrivendo, vediamo il primo messaggio. Io vado a leggervi il quotidiano che mi votate in questo momento al 340-6709-659. Quanto cazzo ci mettete stamattina? Oh, sveglia! Forza! Cosa avete scritto? E questa continua a scrivere, ma non si capisce cosa scrive. Buongiorno, curiamo prima gli italiani, i palestinesi mandateli nei paesi arabi. Senza cuore questo, capisci? Ma non si fa così. Libero? Ok. Giulio mi scrive Libero. Bene. Ah, mi dispiace, è stato più veloce. Vado su Libero, che oggi non esce perché cacchio, è qua Libero, eccolo qua, dai.
Putin tratta panico a sinistra, titola quest'oggi il quotidiano Libero. Trump pressa. Mosca apre sulla tregua, ma mancano ancora alcune condizioni. E queste condizioni che tutti ci chiediamo cosa mai potrebbero essere. Chi vorrà appunto tenersi dei territori che iniziano a vacillare le tesi di chi criticava i tentativi degli USA per trovare un accordo. Chiaramente Libero vede il bicchiere mezzo pieno, mentre altri quotidiani dicono ai ai ai, qui no, non si fa mica niente. Nuovi insulti dal Cremlino a Mattarella. Tajani convoca l'ambasciatore russo. È sempre per quella storia che li hanno avvicinati all'SSS, tutte queste robe brutte, capito? È così. Faida nel PD. Il segretario pronto allo scontro con le minoranze ribelli. Elli è all'angolo e minaccia il congresso. Cioè, non ho capito se è il congresso che minaccia lei o è lei che minaccia il congresso. Cioè, una minaccia proprio il congresso, nel senso che è una noia mortale. Voleranno stracci, straccini, straccioni, straccivendoli, una rottura di balle, ma non tanto per loro quanto per noi, che dovremo parlarne per mesi e mesi, prima e dopo. Quindi Elli, ti prego, non fare il congresso, o se vai il congresso fallo come noi della Lega, che lo facciamo un giorno, via, non c'è nessun problema, non ne parla un cazzo di nessuno. C'è in aprile, i primi giorni di aprile, l'avete letto da qualche parte? Zero. Se lo fa il PD ci fanno un culo così tutti i giornali per mesi e mesi. Ti prego, Elli, non fare il congresso. Donald alza la voce, vino dazi al 200%, no alle risse, negoziamo. Sì, Sandro Iacometti oggi sul quotidiano Libero. La Tesla di Fratoianni, anche questo sarà un tormentone che ci porteremo dietro per tutta la vita. AVS dice un complotto e la Salis non ha ancora parlato, e la Bindi aveva comprato delle azioni di qualche ditta che era dentro un attimino con armi, armature, eccetera. Niente, ha venduto tutto. Via, vendi presto. Santa polenta. Indagine a Bruxelles, corrotti dai cinesi 15 eurodeputati, ma soprattutto all'interno carabinieri infangati, rami, nessuno chiede scusa. E questa è la solita vergogna tutta italiana. Vado all'interno, sì. Intanto mi state dicendo che vi state divertendo moltissimo questa mattina con la rassegna stampa. No, moltissimo, non è mica gratis questa cosa. Prima di tutto non è una rassegna stampa, secondo non è gratis. Quindi conto corrente postale 37671294. No, lo dico ragazzi miei perché dobbiamo comprare un nuovo computer per Sammy Varin, sai, quel deficiente che fa la rassegna stampa la mattina, e si è fuso perché lavora troppo, ha fuso il computer. Quindi abbiate carità, per favore. Conto corrente postale 37671294 intestato a Radio Libertà, 5 euro anche attraverso la carta di credito sul sito radiolibertà.net. Russi contro Mattarella, convocato l'ambasciatore. Siamo a pagina 4 del quotidiano Libero. La Zakharova, menzogne e falsità da parte del Quirinale sulla volontà del Cremlino di usare la bomba atomica. Ah sì, quella roba della bomba atomica. No, pensavo altre cose. La Farnesina reagisce duramente. Insomma, scrive Pietro De Leo, di nuovo un messaggio dal Cremlino al Quirinale, e non amichevole. Ancora una volta, infatti, Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo e ormai volto pubblico della retorica antioccidentale del regime, ha attaccato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Un attacco durissimo che ha avuto una perentoria reazione diplomatica italiana, con il Ministro degli Esteri Tajani che ha dato mandato al segretario generale della Farnesina di convocare l'ambasciatore russo in Italia, perché il Presidente della Repubblica è un uomo di pace, simbolo di unità nazionale ed europea,
Vabbè, il tema a cui si è generato lo scontro è uno degli incubi più volte risollevato nelle terribili suggestioni che hanno accompagnato questi 3 anni di conflitto, e cioè il pericolo di una guerra atomica. Mattarella, infatti, durante la sua visita di Stato in Giappone qualche giorno fa, aveva accusato, e ci aveva rincarato la dose, oltre a quello che aveva già detto prima, la Federazione russa si è fatta promotrice di una rinnovata e pericolosa narrativa nucleare. Questo, secondo il capo dello Stato, dopo l'invasione in Ucraina è avvenuto instillando l'inaccettabile idea che ordigni nucleari possano divenire strumento ordinario nella gestione dei conflitti, come se non conducessero inevitabilmente alla distruzione totale. Zakharova, durante un briefing con i giornalisti, ha derubricato a menzogne e falsità le dichiarazioni di Mattarella. Sappiatelo e naturalmente fatemi sapere cosa ne pensate, perché noi possiamo ancora parlare bene, male, no, non contro Mattarella, però in generale, se siete d'accordo su questa cosa. A chi dovete scrivere? Dovete scrivere un WhatsApp al numero 340 67 09 659. Sono le 8 in punto, io tra pochissimo leggerò i vostri messaggi, ma come ogni giorno adesso c'è la pausa. E che pausa, ragazzi! Se amate l'armonica a bocca, questo è il vostro momento, è il momento di Fabrizio Giannuzzi. Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Il mio nome non ve lo dico. Spero mi riconoscerete dal modo di suonare l'armonica a bocca. Il pezzo che vi presenterò, dal titolo Notar de Bergen, verrà interpretato insieme all'amico bavarese, doc di origine controllata, Wolfgang Greve, che in questa occasione suonerà con me l'armonica in un lieve sottofondo musicale di accompagnamento, mentre io getterò qualche docile pennellata blueseggiante in un pezzo conosciutissimo da Teutsche Bergamask, Notar de Bergen. Lo dedico a tutti i bergamaschi, a tutti gli italiani, e sono fierissimo di farlo conoscere a tutta l'Italia. Lo dedico a Teutsche Becusy, a tutta la mia famiglia, che è una famiglia numerosa, al carissimo Semi Varin, lo ringrazio anticipatamente, ringrazio tutti gli ascoltatori e continuiamo a contribuire alla crescita di questa radio fantastica, Radio Libertà, in questa sua missione di far conoscere sia artisti sconosciuti, musicisti inediti, e anche in questa missione di libertà che si è preposta per tutti quanti noi, per il popolo italiano. Vi adoro, vi abbraccio e arrivederci la prossima volta. Ciao, ciao, ciao. Un bellissimo divertissement con l'armonica a bocca, bravissimo Fabrizio Giannuzzi, cercatelo su YouTube, un virtuoso armonicista italiano ma che vive in Germania e che ricorda la sua
approfittiamo per mandare un grandissimo saluto prima di tutto ai bergamassi, perché Notre de Berghem è un inno storico conosciuto da più generazioni, ma naturalmente a tutti gli italiani che vivono all'estero e che ascoltano Radio Libertà sul sito radiolibertà.net o sulla app, proprio perché vi diamo un pizzico d'Italia e anche un certo sapore. Siamo una caramellina che ogni giorno ha un sapore differente, raccontando ciò che accade nella nostra bella o meno bella Italia. WhatsApp al 340-6709-659. Sarò veloce, sarò breve, disse qualcuno, o con carta straccia o con i gattin. Io al mattino ascolto sempre Sammy Varin. Grazie Clara, ti amo, grazie. Se non trovate l'app, scaricate Radio Player, ci sono tutte le radio, pure Radio Libertà. Bravo Pietro, ottima idea. Vi dicevo prima che siamo stati bannati dalle app perché ci sono io che faccio la rassegna stampa in malo modo e quindi se non ci trovate nel Radio Player come app di Radio Libertà, se non ci trovate nello store digitale, scaricate Radio Player, che comunque lo trovate nello store digitale. Sto dicendo delle robe che non capite? Sì, e allora basta. Buongiorno mitico Sammy, ieri si parlava di tesseramento, di persone che attualmente si avvicinano alla Lega. Cosa diciamo invece ai nostri leghisti che tengono due piedi in una scarpa, ad esempio stando anche in Patto per il Nord? Caro Daniel, ci ha pensato il Consiglio federale, o di chi o di lì, no, che cavolo, sono d'accordo anch'io, ci mancherebbe altro. Io sono super nordista, sono federalista, sono autonomista, sono pure secessionista, però solo la Lega. Solo la Lega, gli altri sono i pannicelli caldi, che se poi ci portate una stufetta per i piedi del Simone va anche meglio, perché in moto si è bagnato come un pulcino. Abbiamo un pulcino qui che razzola in regia e capite, o di qua o di là. Non scherziamo. Poi io capisco, uno si annoia, ma annoio di giorno, e la notte vado nel Patto per il Nord, che non si combina proprio un casso. Va bene, però vi voglio bene ugualmente a voi che siete usciti dalla Lega e adesso siete lì che dite che cazzata che ho fatto. Vi capisco. Venite qui a bussare in Bellerio, non è detto che qualcuno vi apra. Buongiorno, curiamo prima gli italiani. Sì, sono d'accordo. Buongiorno Sammy, Paola dalla provincia di Verona, piacere. Mi piace seguire la tua rassegna stampa e leggo solo la verità, grazie. La verità sono io, sono la verità. Non esageriamo, Sammy, non tiriamocela. L'aveva già detto qualcun altro quella frase. Corso Garibaldi, Movida KO, grazie sindaco. Fammi vedere su Instagram cos'è. Iscriviti, accedi. Non me lo fa vedere. Vabbè, comunque ragazzi, ti dico, ultimamente non ne parlano in questi ultimi giorni quotidiani di cosa combinano le baby gang, di cosa combinano e soprattutto cosa combinano contro le baby gang. Abbiamo sentito che ci sono ragazzotti che vanno in giro a menare quelli che menano, capito? È un po' come alla fiera dell'Est per 2 soldi, cioè tu vai in giro a rubare, a picchiare, a violentare, e io vado in giro a picchiare te che picchi e violenti. È un bel casino, però vediamo cosa succede, perché può essere una reazione che magari sveglia qualche sindaco, è troppo impegnato a controllare se stai fumando la sigaretta all'aperto. Leggiamo la verità, eccole qua, sono arrivate le richieste non musicali, perché noi musica ne facciamo poca e ne metto solo quella che voglio io, ma le richieste di quelli che vogliono i quotidiani. Matteo da Mirano, in Europa e in Italia parlano senza senso, adesso dicono di boicottare i prodotti americani, dunque hanno intenzione di non prendere più anche il gas liquefatto. Trump fa bene a mettere i dazi perché noi siamo i primi a metterli. Non può tenere la bocca chiusa quella mummia, continua a blaterare come un cane, parla di me naturalmente. Nessuno dice mai niente su Mattarella, meno male che la Russia finalmente attacca Mattarella. Ricordiamoci che Mattarella è il capo della magistratura italiana, che vergogna la magistratura italiana. Ciao a tutti, scrive Cesare. Sarà meglio che mi fermo qui, perché quando cito Mattarella, qui
vi faccio eccitare troppo bene, potrei portarvi su Repubblica per farvi ammosciare subito, ma invece rimango sul quotidiano Libero, perché a pagina 4 Libero parla del piano alternativo del Carroccio per la difesa comune dell'Europa. A dire la verità se ne parla anche sui Corrieroni, Repubbliconi, eccetera, dicendo anche insomma che c'è stata un po' di tensione con la Meloni, eccetera. Però qui si dice bene, ok, se dobbiamo spendere soldi per le armi, che siano armi italiane. Se serve investire in armi, lo faccio solo se posso far lavorare aziende pubbliche italiane, con un occhio al rafforzamento delle frontiere esterne dell'Unione Europea. Così Fabio Rubini. Quindi se serve investire in armi, bisogna farlo per l'Italia. Se devo fare debito pubblico italiano, lo faccio solo se posso far lavorare aziende pubbliche italiane. Se devo arricchire aziende francesi e tedesche, anche no. Lo ha detto ieri mattina Matteo Salvini, e quello che a prima vista poteva sembrare una boutade da titolo, in realtà sarebbe un vero e proprio piano alternativo della Lega per orientare il piano di riarmo presentato da Ursula von der Leyen, quello da 800 miliardi, che è una sorta ancora di libro bianco. Cioè è tutto da scrivere, non si sa ancora niente su questa cosa. Giustamente la Lega mette sul piano questa idea, visto che lo dovremo fare, è inutile che dici non lo facciamo. Vai in piazza con Giovanotti domani, che si meneranno tutti quanti per la pace, naturalmente, scherzo. Ci date un vostro responso? WhatsApp al 340 6709 659, ci date un consiglio? Ok. La pagina è riservata ai fratoiannez, ormai ogni giorno bisogna parlarne su ogni quotidiano, devo dire, ma soprattutto in questo caso su Libero, a pagina 7, Tesla dei fratoiannez, AWS è un complotto, la macchina nazista che i coniugi non vogliono più. Piccolotti, siamo contro le armi, i media ci attaccano. Piccolotti è la compagna, la moglie di Fratoianni. Bindi, avevo azioni di Musk a mia insaputa, vendute. E qui naturalmente la foto di una Tesla con attaccati tutti gli adesivi per tenere lontani quelli che te la vogliono rigare. Si attaccano gli adesivi. Io non c'entro, l'ho comprata ma non sapevo, non è mia, le cose più strane, vabbè. Per nascondere il logo dell'auto di Elon, i proprietari lo coprono con altri marchi. La psicosi non ancora in Italia, negli Stati Uniti, ma anche qua in Italia qualche adesivetto. L'evento di domani a Roma lo pubblicizza persino Libero, ragazzi. Prodi e Bersani danno buca. Sul palco Bisio e Littizzetto. Allora, Bisio io lo amo a dismisura, veramente. Potrei diventare gay per lui, ma la Littizzetto, niente. Soprattutto quando critico. Cosa c'è? Ci devo andare piano? Ma perché ci sta, dici Bisio con me? Per quello, sono un bell'uomo e quindi... Littizzetto, dopo quello che ha detto anche sui nostri militari, guarda, proprio alla piazzata pro-Europa resta il manipolo dei comici. Defezioni di peso, la manifestazione lanciata da Michele Serra e Repubblica, la scelta del leader dell'Ulivo, avevo già un impegno, ma sono lì col cuore. Presenti Antonio Albanese, questo ormai arriva da tutte le parti, coi magistrati, Claudio Amendola, Giovanotti manderà un video. Non c'è lui dal vivo, ma dai, ma come mai? Lucano. È l'unico che ne parla oggi Libero. Il tempo non è riuscito a metterlo in pagina, non ci ha pensato, si è dimenticato. Di solito era il tempo che portava avanti il controllo lucano, l'amaro lucano. Pagina 12 di Libero, parte la battaglia legale. Lucano dopo la condanna può decadere da sindaco. Il prefetto di Reggio Calabria avvia l'iter. Il paladino dei migranti non poteva candidarsi nel 2024. Lui replica: non mollo, affronterò anche questa. Chiaro che ormai lo abbiamo reso
un eroe, un idolo della sinistra, Ariace, chiaramente sono tutti lì i negozianti ad aspettare Lucano, Lucano, perché gli immigrati andavano a comprarsi le ciabattine nei negozi, spendevano i soldi, tutti i negozianti della zona, ragazzi, c'era un magna, ma bello, è bello tutto questo, peccato che ci fosse qualcuno appunto che ci mangiasse. Il centrodestra pensa che la legge Severino valga solo per me, scrive Mimmo Lucano, fatto sta, noi siamo assolutamente in attesa e poi sarebbe bello magari che pure in Europa se ne parlasse, ma forse adesso cominciamo a parlarne della Salis, dopo vediamo. Presentato il francobollo nel giorno del 50° anniversario dell'agguato, targa Aramelli, collettivi contro Valditara, sit-in rosso fuori dal liceo frequentato dal militante del Fronte della Gioventù ucciso negli anni 70. Se ne parla oggi, un bel paginone a pagina 12 di Libero, e meno male che se ne parla, e ne parleremo anche noi di Radio Libertà la prossima settimana con Brienza, collega giornalista. Avremo un'interessante intervista. Sì, proseguo. Sono su Avvenire. Bello anche il titolo di quest'oggi di Avvenire. Balletti russi. Putin apre alla tregua in Ucraina, ma pone condizioni affinché sia solida e duratura. Da Mosca nuovi attacchi al presidente Mattarella. Roma reagisce e convoca l'ambasciatore. Mosca non dice no, ma ieri la possibilità di un cessate il fuoco di 30 giorni lanciata da Kiev e caldeggiata da Washington appariva quantomeno non immediata. Vladimir Putin non ne ha ancora discusso per telefono con Donald Trump. Il presidente russo ha definito il cessate il fuoco come un favore all'Ucraina che non riflette le condizioni di superiorità russa sul terreno. Quindi ha chiarito i suoi paletti per una tregua. Siamo d'accordo con le proposte per porre fine alle azioni militari, ma deve essere tale da portare a una pace duratura e rimuovere le cause profonde della crisi. Cioè, in poche parole, bisogna annettere i territori che vuole lui. Intanto, la solita portavoce di Mosca, Zakharova, per la terza volta in pochi giorni ha attaccato il capo dello Stato Sergio Mattarella, definendo false le sue affermazioni sulle minacce nucleari della Russia. Il Quirinale non replica, ma stavolta si muove il governo. Tajani, ministro degli esteri, convoca l'ambasciatore russo a Roma. Campi Flegrei, trema anche Napoli e naturalmente abbracciamo gli amici che vivono in questa zona sfortunata dove però sapevamo benissimo quello che succedeva e insomma averci continuato a erigere case forse non era una bella idea, ma è il parere di chi vive a Cassano Magnago in provincia di Varese. Tregua. Le condizioni di Putin sono sul Corriere della Sera, solito titolo, tutti uguali, questione di fantasia, certo. Monica Guerzoni parla di alta tensione nel governo, clima teso nella maggioranza. Nonostante le smentite tra la presidente Meloni e il ministro Giorgetti, ci sarebbe un'accesa discussione per le posizioni prese dalla Lega su Ucraina e riarmo. Ora lo vediamo, ma sul Corriere c'è anche l'intervista con Bonaccini. Il PD non salti in aria. Fantastico, fantastico. Un po' si è tolto il sassolino dalla scarpa. Voi mi avete mandato in Europa, bastardi. Il PD è pienamente europeista, dice Bonaccini. Vuole un'Europa forte che parli con una voce sola in politica estera, con una difesa comune. Nel PD ora serve un confronto responsabile. E poi il PD non salti in aria. I love you, Bonaccini. Oggi quante dichiarazioni d'amore fa Sammy Varin. La guerra dei dazi, Donald rilancia al 200% su vino e champagne. Ritorsione del presidente Trump dopo che l'Unione Europea ha deciso di applicare dazi su whisky e bourbon prodotti negli Stati Uniti. Se questa imposta non sarà rimossa, ne imporremo una del 200% su tutti i vini, champagne e altri alcolici fatti in Francia e paesi europei. Non ha parlato delle nostre bollicine, Ma magari. Io sono sempre...
Meloni, una telefonatina io gliela farei però. Siamo aperti ai negoziati, ma non ci piacciono i dazi e difendiamo i nostri interessi, invece ha risposto la von der Leyen. Timori per le esportazioni di bottiglie italiane negli USA, che nel 2024 hanno raggiunto quasi 2 miliardi di euro di valore. Federvini, possibili effetti drammatici per il settore. Sempre sul Corriere, Europarlamento, nuova inchiesta per corruzione, sospetta corruzione. Il giudice istruttore del caso Huawei ha fatto mettere i sigilli al Parlamento europeo negli uffici assegnati a 2 assistenti parlamentari presumibilmente coinvolti. Garlasco, il superperito, quel DNA e di Sempio. Le indagini sull'omicidio di Garlasco sono state riaperte dopo le analisi sul DNA ritrovato vicino alle unghie di Chiara Poggi. E per il superperito del caso Iara, che è una sicurezza, non c'è alcun dubbio, è di Andrea Sempio, indagato l'amico del fratello della vittima, ieri è stato sottoposto a un nuovo test genetico, il suo legale dice è una macchinazione. Andiamo avanti sul Corriere, venite con me, vi prendo per mano e vi porto a pagina 6, scintille tra Meloni e la Lega, la russa controllare i toni. Acceso confronto tra la premier e Giorgetti in Consiglio dei Ministri, ma gli staff dicono non è vero, quindi quello che vi vado a leggere non è vero. Chiaro che sta cosa che la Lega ha votato no è per la pace e la Meloni è lì in bilico e noi facciamo anche i banchetti per dire no, vogliamo la pace. Chiaro che la Meloni non fa i salti di gioia, non viene ai nostri banchetti, anche perché non so cosa gli direste dietro, ti vogliamo bene Meloni. Chiaro che, insomma, adesso non abbiamo speso soldi perché non c'erano, abbiamo delle liste d'attesa lunghe anni e metterci a spendere 800 miliardi per le armi e magari manco italiane, guai a parlare di scontro da quando a Palazzo Chigi c'è Giorgia Meloni, scrive il Corriere. Nelle stanze con vista su Piazza Colonna, ma cosa ce ne frega dove c'hanno la vista? La parola è bandita, soprattutto quando i duellanti sono i big della maggioranza. Ecco allora che alle 8 della sera una nota concertata dagli uffici stampa della Presidenza del Consiglio delle Finanze atterra sugli smartphone dei giornalisti per smentire categoricamente attriti e acuti tra Meloni e Giorgetti. Manco un acuto han fatto. La Premier e il responsabile dei conti pubblici, assicurano i rispettivi staff, lavorano in piena sintonia e con la massima condivisione su tutti i dossier, inclusa la difesa europea. Ma certo che la quadra si trova, ve l'ho detto prima, ridendo e scherzando, cioè se proprio dobbiamo spendere i soldi, noi abbiamo detto di no, però almeno compriamo roba italiana. Eppure alla discussione in Consiglio dei Ministri hanno assistito diversi esponenti dell'esecutivo e forse non è un caso che ieri la russa su Rete 4 ha fatto l'appello di controllare i toni al nostro interno. Fatto sta, certamente, questo è una specie di retroscena scritto da Monica Guerzoni, e quando Salvini è entrato l'ha guardato male, ma non è vero niente. Quando Matteo è entrato, Giorgia ha cambiato espressione, racconta chi c'era. Non c'è un gran clima, ma per favore, perché Salvini è filo Trump, filo Putin, filo tutto. Mi dite per favore un vostro pensiero al 340 6709 659. Vi piace come sta facendo la Lega? Sta sbagliando la Lega o c'è qualcun altro che sta sbagliando? Il Consiglio dei Ministri di ieri, convocato su altre questioni, si è svolto il giorno dopo la votazione al Parlamento europeo sul piano di riarmo europeo, messo a punto dalla Presidente della Commissione. Nel centrodestra, Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno votato a favore, la Lega ha detto no al riarmo. In più c'è anche, scrive Monica Guerzoni sul Corriere, il caso autonomia. Pare che Calderoli sia furibondo perché la legge delega sui LEP è impantanata. Nessuno mi risponde, dice Calderoli. Verso il libro bianco UE, acquisti congiunti. Siamo sempre sul Corriere, dalla corrispondente da Bruxelles. Preferenza per fornitori comunitari nella bozza delle linee guida sul riarmo. Quindi l'Europa dice sì, compriamo. Cosa compriamo? Indovina, compriamo tedesco. Vedi subito che l'Italia, Salvini, la Lega,
comincia a mettere dei paletti diversi. Noi italiani compriamo italiano, qualche dittarella che fa armi ce l'abbiamo pure. Chiaramente tutto vostro, la corrispondente Francesca Basso, che dice facciamo acquisti congiunti, facciamo i gas, sono ancora i gas, no? Per comprare la verdura, facciamo i gas per comprare le armi, quindi scintille tra Meloni e la Lega, non è vero niente, però chiaro che gli alleati non sono contentissimi della Lega perché è quella che dice facciamo la pace. Si spiega meglio Marco Cremonesi a pagina 8 del Corriere, più avanti, doveva stare prima ma l'hanno messo dopo, d'altronde Salvini, non è mica la Meloni, è Salvini. Salvini schiera il partito, no a deleghe sul riarmo UE. Il leader con gli alleati troveremo un'intesa e fa il punto sul dossier Starlink. Il piano che non c'è. I leghisti chiamano così Rearm Europe, il progetto di difesa appena approvato dal Parlamento europeo, e per loro il fatto che ancora ci sia molto da capire è un'eccellente notizia, perché non solo consente di dare filo alle tradizionali posizioni ultra-euroscettiche, ma rende meno problematico anche mettere a punto il testo della mozione sulle comunicazioni della Premier Meloni la prossima settimana. Matteo Salvini è ottimista, la maggioranza troverà sicuramente un accordo di Rearm UE. Si è parlato ieri in una riunione tra Matteo Salvini, ministro dell'economia Giorgetti, gli economisti della Lega Borghi e Bagnai, il presidente della commissione difesa della Camera Minardo. Quello che della riunione si diffonde nella Lega è, spiega un deputato, che il piano di riarmo di fatto non c'è. È un libro bianco tutto da scrivere e gli 800 miliardi di cui si parla al momento sono sparati così, senza che nessuno abbia ancora capito di che cosa davvero si parli. E in ogni caso, come ha ricordato ieri la Presidente dell'Ufficio parlamentare di bilancio Cavallari, lo scorporo delle spese per la difesa dal patto di stabilità, pur compatibile con il rispetto delle regole europee, potrebbe rallentare se non invertire la discesa del debito e pesare sul costo dell'indebitamento. Il deputato leghista ricorda che sul piano Ursula neanche sono d'accordo tutti i paesi e dunque molto probabilmente non si andrà al di là delle dichiarazioni di intenti. In ogni caso, noi vigileremo e impediremo scelte intollerabili. Quali? Esercito comune, scippo dei fondi di coesione, puntini puntini. L'industria nazionale dovrà essere l'interlocutore prioritario per l'acquisto di armamenti. Dove l'Italia da sola non può provvedere è sui servizi satellitari. Salvini avrebbe chiesto aggiornamenti su Eutelstat, il provider di servizi satellitari francesi, ma come è noto il leader tifa apertamente per Starlink di Elon Musk. Sulle difficoltà della messa a terra di Rearm UE, la Lega può così fissare i suoi paletti. E l'articolo prosegue, siamo sul Corriere, pagina 8. E ricordiamo, l'8 e 9 marzo la Lega ha organizzato in diverse città dei gazebo per promuovere la pace tra Russia e Ucraina e la pace fiscale, cioè la rottamazione delle cartelle esattoriali. Una campagna voluta dal leader del partito e vice premier Matteo Salvini. La nostra speranza per la pace, ha detto Salvini, è il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. E naturalmente ditemi se siete d'accordo oppure no scrivendo un WhatsApp al 340 67 09 659, perché tra pochi minuti io li leggo. Leggo per il momento invece la pagina 17 del Corriere. Referendum, si vota l'8 e 9 giugno, i promotori affluenza sfavorita. La scelta del governo, i quesiti su lavoro e cittadinanza nella data dei ballottaggi comunali, quindi 25-26 maggio, elezioni amministrative, 8 e 9 giugno, i ballottaggi delle quelle robe lì, delle amministrative, ma in più anche i referendum. Chiaramente i referendari accusano il governo ha paura. La replica è l'affluenza dipende dai quesiti. È chiaro che i quesiti mettono un'allegria, ragazzi miei, e l'affluenza sarà di conseguenza.
Ne parleremo certamente in questi giorni. Ancora su Ramelli, contestato Valditara, il ministro a Milano per la nuova targa, il ministro dell'istruzione Valditara è stato contestato ieri dai collettivi degli studenti, centri sociali e sindacati di base durante la sua visita all'Istituto Molinari per ricordare Sergio Ramelli a 50 anni dalla morte e per sostituire la vecchia targa con una nuova, nonostante il parere contrario della scuola. Ci fermiamo, sì, tra poco mi fermo, non si ferma più Sammy Varin. Sì, dai, ci fermiamo assolutamente, direi di sì. Torniamo tra pochissimo, magari con Repubblica. Votate il vostro giornale 340 6709 659. Quale giornale devo leggere tra poco? Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Una perturbazione molto intensa è in transito al nord e sul versante tirrenico centrale. In mattinata ci attende forte maltempo sulle medesime aree dell'Italia centro-settentrionale, soleggiato invece al sud con temperature in aumento ma venti forti. Dal pomeriggio residui rovesci specie al nord-est e in Toscana, caldo estivo in Sicilia con punte di 28-30 gradi. Temperature in forte aumento sulle regioni meridionali. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto. Buongiorno cari amiche, buongiorno cari amici di Radio Libertà da Alberto Acerbis. Fatto, finito, è pronto, il fior d'olio è pronto, molti di voi ci stanno chiamando da tempo, parliamo dell'olio che insomma di un olio molto particolare, 100% italiano, estrazione a freddo, parliamo di leccino di frantoio come tipo di olive meravigliose, abbiamo avuto una resa abbastanza interessante, ma chiaramente parliamo di una nicchia, parliamo di un punto nel mondo, ok? Quindi capite che insomma parliamo di quell'olio che quando vengono qua sul Gardi vichinghi, perché sì, allora noi ci rompono un po', diciamoci la verità, adesso dico delle cose, loro ci rompono i maroni magari in Europa che l'olio deve essere tutto uguale, che il formaggio è tutto uguale, però quando vengono qua in Italia, chissà perché, vengono qua, poi ritornano al loro paesello e pesano tutti 7, 8, 5 kg in più e chissà perché nel baule ci buttano l'olio, ci buttano il vino, ci buttano il formaggio, un motivo ci sarà. Se volete il fior d'olio, 4 lattine da 1 litro di un olio pazzesco da mettere lì sotto chiave, se no il parentado ve lo porta via, ma parliamo di una roba meravigliosa, dovete chiamare questa mattina perché io non ce l'ho per tutti il fior d'olio, 4 lattine da 1 litro, casa vostra, trasporto non lo pagate, 78 euro. 78 euro. Allora, se lo volete chiamate questo numero 030 68 44 08 030 68 40 408. Parliamo di un olio molto importante, di un nutraceutico. Bevetene un cucchiaino la mattina, è un olio è meraviglioso. Questa vergine di oliva vuole dire un po' anche svalutarlo. Il fior d'olio. Siamo qua, imbottigliamo tutte le mattine nella nostra azienda agricola. Fate come volete voi, 030 68 44 08 oppure olioacerbis.com. Alla prossima! Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Domani saranno 5 anni dalla morte del cantautore Sergio Bassi, il cantautore della Bassa. Milano si sente New York, è una delle sue ultimissime produzioni e sono anche frasi che ridondano ancora oggi. Siamo sempre più simili a New York o alle banlieue parisienne. Che ne pensate? Grandissimo, indimenticabile. Sergio Bassi, la sua musica la trovate anche su Amazon, ma la trovate in distribuzione anche qui negli studi di Radio Libertà, perché abbiamo tanti suoi CD che vi rilasciamo anche negli eventi con la Lega. 8:37, il buongiorno si sente dal Varini, ma anche dai vostri messaggi. Questa non è una rassegna stampa, lo tengo sempre a precisare, è carta straccia, come scherzavamo prima, e tanti WhatsApp quest'oggi ci ricordano una certa somiglianza del nostro presidente con Biden, ma chiaramente io prendo le distanze, e quest'altro dice no, devo cercare di censurare anche perché quando parlo del presidente della Repubblica c'è sempre qualcuno che un attimino, posso dire, esagera. Mattarella è un ingombrante pagliaccio, passa dall'essere mummia e non dire quando è il caso di parlare a parlare troppo e a vanvera quando sarebbe il caso di tacere. Qualcuno dovrebbe sfiduciarlo finalmente. La Lega faccia la Lega, non siete lì per pettinare le bambole, tirate fuori i coglioni. Te capì, hai visto? Ci siamo qua noi, siamo noi i coglioni del giorno. Io e Simone, parla per te, dice no, scherzi a parte, no, un po' di rispetto, un po' di più ci vuole. Vero è certamente che non ce n'è un altro che faccia il presidente, che abbia voglia di fare il presidente della Repubblica. Ci siamo passati, ragazzi, ricordate la fatica di averlo rieletto, e quindi ci sono altre questioni e lascialo parlare, ci mancherebbe altro, per molti c'ha pure ragione, ci mancherebbe, certo. Sammy, vedrai che quando i russi si saranno rotti non li romperemo più e cerchiamo di pensare ai cacchi nostri. Ho tradotto perché c'era molto più volgarità. Cos'è sta roba? Chi va al mulino si invarina e adesso diventate tutti volgari come me. C'è anche un messaggio audio, sentiamo che dice. Guarda, ho appena sentito curiamo prima gli italiani, a parte la Lega che dice prima gli italiani, o curiamo prima gli italiani, non è che gli altri partiti invece che curiamo hanno capito in cool prima gli italiani? L'ho detto mi io. sembra una cosa del genere. T'ho detto io. Grazie, Chi va al mulino si invarina, devo stare attento, devo parlare bene, parliamo bene, che poi imparate le parolacce da me. WhatsApp, sto leggendo i vostri messaggi arrivati al 340 6709 659, grazie naturalmente perché siete ascoltatori fortissimi, nessuna radio ha degli ascoltatori così tosti. Salve Varin, visto che la mattina non c'è niente alla radio, sentire le tue belinate mi fanno svegliare in allegria. Francesco da Genova, a me fa piacere, ma sappi che ogni cacchiata che dico ha un fondo di verità, è scritta sui giornali, cioè davvero non mi invento niente, te lo giuro. Oggi è Santa Matilde, bene, sì, abbiamo qua quello che controlla tutti i santi. Questo è l'ultimo sacchetto di aglio dalla Cina che è rimasto all'Esselunga di Viale Jenner. È andato a ruba, fammelo vedere. Da lavare prima del consumo, etichetta, plastica, metallo, origine Cina, aglio secco. Va bene. Adesso se non andiamo più allora, Conad, no, le tangenti. La Coop, no, perché c'è fuori il nero che mi chiede 2 euro. All'Esselunga, no, perché c'è l'aglio cinese. Dove andiamo? Andiamo a fare la spesa dal negozio di vicinato, ok? Hai visto? Alla fine, Mattarella rompe l'ova, fa incazzar pure Zakharova, ma la mummia con Tajani sta sul gozzo pure agli italiani. Vedi? Varin vi fa diventare poeti, è l'effetto Varin. Ma no, a Silvio se la prende con Mimmo Lucano, storpiando il suo cognome. Non era già europarlaminchione? Come va a fare anche il sindaco? Dai, ma dove vivi? Dove vivi, Silvio? Lui è stato eletto nello stesso giorno, europarlamentare e sindaco, solo che la cosa era così vergognosa che gli stessi giornali di destra si sono vergognati, non l'hanno scritto, capito? Io l'ho detto, l'ho detto e l'ho ridetto. Adesso forse il sindaco magari lasciamo un posto vacante, tanto arriverà il vice sindaco, non è che... Helen,
Certo che sto con Salvini, è l'unico sempre pro Italia. Se Mattarella avesse evitato di parlare a vanvera su Putin, nessuno in Russia avrebbe avuto la necessità di rispondergli. Noi abbiamo bisogno del nostro esercito, delle nostre strade, è vero, invase da migliaia e migliaia di clandestini che ci fanno la guerra quotidianamente. Su questo come si fa a non essere d'accordo? L'armonica a bocca mi riporta alla mia lontana infanzia. Mio papà mi prendeva in braccio e mi faceva ballare suonando l'armonica. Dopo 75 anni mi commuovo ancora nel ricordo. Vero, Adela? Anch'io. Anche mio padre la suonava e la suona tuttora. Certo che Fra Toianni in figure di M è un campione, ma lo amiamo Fra Toianni. Ancora di più Bonelli, perché Bonelli è un po' il Sumaoro all'italiana. Fra Toianni c'ha più del furbetto, però ragazzi miei, ricordo quando a scuola si studiava il movimento del bradisismo, certo, è vero, adesso ha fatto finta di niente. E han fatto finta di niente. Mi rituffo sui quotidiani, sì, devo farlo, è carta straccia come cantava Alberto Radio, la rimetto su se fate i bravi, certo, ma intanto dove sono? Cos'è successo? Sono su Repubblica, tregua, Putin alza il prezzo. Entro su Repubblica con nonchalance, all'interno, pagina 4, porta una sfiga Podolyak, sì, il primo consigliere dell'ufficio presidenziale ucraino, che dice Mosca vuole la guerra e la rinuncia totale a difenderci. Leggi l'intervista a Podolyak, ti passa la voglia di vivere. La risposta è ambigua, pone condizioni per la tregua di 30 giorni, aspettiamo, vedremo come procederà il negoziato. Il cessate il fuoco non è la fine del conflitto, l'abolizione della legge marziale sarà impossibile, così come indire le elezioni. Ancora Podolyak. Gli Stati Uniti sono un alleato indiscusso, sono interessati a mantenere le regole globali e l'ordine mondiale, facendo sì che il nemico non domini. Signori, oggi su Repubblica, pagina 4, Paolo Brera intervista Podolyak per una giornata allegra e felice. Intanto l'Unione Europea valuta acquisti bellici congiunti. Facciamo il gas insieme, dai! In risposta al disimpegno USA, Bruxelles ipotizza di istituire una centrale comune, così come fu per i vaccini durante il Covid. Che bella idea! Vedo già i messaggini che arrivano sul telefonino di Ursula. Acquisti congiunti di armi come accadde per i vaccini durante la pandemia. È tutto magna slurp. Sempre su Repubblica, pagina 7, lite sulle spese militari. Guarda, come la mette giù, pedante Repubblica. Lite sulle spese militari tra Meloni e Giorgetti, poi confronto con Salvini. Il carroccio irrita la Premier, Repubblica. Prima fondi per fisco e pensioni, e sulla difesa favorire le aziende italiane. La russa abbassare i toni. Paginone su Repubblica. Intanto la Lega invita Orban e l'AfD al congresso. Te capì? Ormai si sa tutto, Firenze, Fortezza da Basso, aperta a tutto quanto, aperto a tutti quanti, ci sarà veramente da divertirsi e soprattutto, insomma, è il congresso della Lega. Referendum e ballottaggi insieme, ira dei comitati, una fregatura, scrive Repubblica. Sì, perché la data non è quella che volevano. Comunali 25 e 26 maggio, i quesiti su Job Act e cittadinanza, la cittadinanza. Chissà Forza Italia cosa invita a votare, la cittadinanza italiana per immigrati, agganciati invece al secondo turno, 8 e 9 giugno. Quindi per il referendum non si vota il 25-26 maggio, ma l'8 e il 9 giugno. Arriva l'ok però al voto dei fuori sede, chiaramente. Maggi, arrabbiato nero. Se vi interessa, Boccia cambia l'accusa, stalking su San Giuliano. Interrogatorio di 4 ore in procura a Roma. La donna non risponde sulla sua gravidanza, ma conferma la relazione. La relazione è... non si capisce se c'ha sto pancione, non ce l'ha. Conad, ex vertici indagati per l'operazione Oceana, accusa di corruzione e autoriciclaggio al vecchio AD pugliese.
È indagato anche il broker Mincione, sequestrati 36 milioni. Praticamente l'ex AD di Conad presenta nel luglio 2018 l'acquisizione di Auchan Italia come una grande occasione. Si sono comprati, Conad ha comprato i supermercati Auchan. Schermaglia in Consiglio dei Ministri, da subito alcuni consiglieri esprimono dubbi. La denuncia, nel luglio 2022 due COP presentano denuncia rispetto alla cessione. E naturalmente il consorzio è parte lesa, le condotte personali messe in atto a danno della cooperativa, quindi potete tornare a fare la spesa da Conad. No, sulla stampa subito no, ti prego, un attimo di pausa. Anche se ci sono articoli belli, e c'è l'intervista a Ligabue, quindi solo per quello. Dove vado? Ritorno sul quotidiano La Verità, certamente, vi ho letto prima la prima pagina. All'interno, oltre agli argomenti quelli tosti, il portavoce della Todde riunito con gli indagati distruggeva Pizzini. Il collaboratore dell'allora viceministro era nello studio del legale amico di Giuseppi per discutere la vendita di Termini Imerese. Chiaramente qui si parla ancora una volta di vaccini. E ne parla soltanto il quotidiano La Verità, quindi se volete proseguire la saga dovete per forza comprare La Verità, gli unici che hanno questo coraggio incredibile. A pagina 15, ricorso KO, via al fine vita in Toscana. Anche qui non ne parla nessuno. Ricorso KO, il collegio di garanzia ha respinto l'istanza del centrodestra, il suicidio medicalmente assistito è operativo in Toscana. Fontana e Federica portano il tema alla conferenza Stato-Regioni. La Toscana troppo avanti, anche ti porta anche la pillola per abortire direttamente sullo zerbino di casa. Ragazzi, che vita incredibile in Toscana. Ancora WhatsApp, stanno arrivando al 340 6709 659. Scrivete signori che io tra 10 minuti leggo i vostri messaggi, ma allora mi tuffo sul quotidiano Il Giornale per vedere all'interno Trump imbottiglia l'Unione Europea, potente, dazi sul vino al 200%. Il presidente USA mette nel mirino anche champagne e alcolici. La Commissione pronti a sedere al tavolo per negoziare, scrive Camilla Conti. Donald Trump dichiara guerra al vino europeo in una escalation della guerra commerciale. Ieri il presidente degli Stati Uniti ha lanciato una nuova minaccia diretta all'Unione Europea, da lui definita una delle autorità fiscali e tariffarie più ostili e abusive al mondo. Il tutto come ritorsione contro i dazi di Bruxelles sul whisky prodotto negli Stati Uniti. Se questa tariffa non verrà rimossa immediatamente, gli Stati Uniti imporranno a breve una tariffa del 200% su tutti i vini, champagne e prodotti alcolici in produzione dalla Francia e da altri paesi rappresentati dall'Unione Europea. L'ultima minaccia della Casa Bianca ha subito affondato in borsa i titoli del settore. Campari meno 4,3, Pernod meno 3%, eccetera. Siamo sul quotidiano Il Giornale. Mosca torna all'assalto di Mattarella, a pagina 6, la portavoce russa menzogne e falsità sul nucleare, ambasciatore convocato, solidarietà trasversale delle forze politiche, cosa vuoi che dicano? Ma certo, la russa, parole farneticanti e inaccettabili, il Quirinale, il capo dello Stato è tranquillo, vertice di Londra e Consiglio UE, la linea cauta del governo, Salvini, troveremo l'intesa, scrive oggi sul Giornale Pasquale Napolitano. Meloni in forse domani al summit dei volenterosi, il leghista, investire in difesa sulle nostre aziende. Anche qui, signori, capite come la Lega si sta differenziando assolutamente all'interno del governo, all'interno del centrodestra e anche guardando e facendo una bella linguaccia al Partito Democratico, che domani va in piazza e tra pochi minuti vedremo anche come. Qui Parlamento.
Grazie Presidente, colleghi, Governo. Oggi in quest'Aula, grazie alla nostra maggioranza, abbiamo l'occasione di varare un'altra legge storica per il nostro Paese, una legge che cioè va a colmare un vuoto rimasto tale per decenni. Come tutti noi sappiamo, l'Italia, per la sua conformazione geomorfologica, le sue caratteristiche geologiche, è soggetta da sempre ad eventi purtroppo drammatici, catastrofici, come ad esempio i terremoti o eventi anche legati a cambiamenti climatici, oggi purtroppo diventati più frequenti. Ebbene, nonostante tutto questo, il nostro Paese non si è mai dotato in questi anni di una normativa completa che affrontasse in maniera strutturale le conseguenze di questi eventi. Certo, tutti ci invidiano per i nostri interventi di protezione civile, per il modo in cui riusciamo a gestire le situazioni emergenziali con tempestività, con una perfetta organizzazione e capace di mettere immediatamente in sicurezza sia le persone che i beni. Cioè possiamo contare veramente su grandissime professionalità e su un'esperienza ultradecennale che ci consente appunto di intervenire rapidamente e nella maniera più corretta per soccorrere e salvare le vite e dare loro assistenza. Tuttavia non abbiamo e non dimostriamo purtroppo la stessa eccellenza e capacità nella fase che segue quella emergenziale, ovvero la fase della ricostruzione post calamità, che è sempre contrassegnata da lentezze, a volte di decenni, e da disparità assolute tra i diversi territori. Abbiamo sempre assistito finora a una sorta di ciclo che si ripete in maniera sempre uguale, cioè chi governa, ma anche i mass media, si dimostrano attenti e presenti nel momento dell'emergenza, ma poi superata l'emergenza sembrano tutti dimenticarsi totalmente dell'accaduto, dimenticarsi cioè di chi è rimasto senza casa, dei territori in ginocchio anche economicamente, che devono lottare per ottenere attenzione, ma anche azioni concrete come i fondi necessari per una ripartenza, in assenza appunto di specifiche normative che si occupino in modo sistematico di questi aspetti. Sono state infatti fino ad oggi le regioni a dover gestire autonomamente le ricostruzioni, con il risultato che se la regione è economicamente più forte, se è più popolosa o ha un amministratore più capace, riesce ad avere più finanziamenti, più interventi, più risultati e comunque a garantire il raggiungimento degli obiettivi posti, a differenza invece di altri territori magari colpiti anche più violentemente dalle calamità, ma rimasti indietro sul fronte ricostruzione, con il risultato di un'ingiusta disparità di trattamento e diverse opportunità tra cittadini della stessa nazione. E lo abbiamo visto in passato in diverse occasioni, mi viene in mente il post sisma dell'Irpina, che ancora oggi si porta dietro i segni e le conseguenze di un terribile terremoto di oltre 40 anni fa, e del Friuli invece, dove invece in questi anni si è intervenuti in maniera diversa ed efficace in tempi molto più rapidi. Ecco, questo non è più accettabile. Noi vogliamo garantire davvero a tutti le stesse opportunità, la stessa qualità nell'assistenza e nell'intervento, cosa che può essere fatta solo attraverso appunto una specifica normativa organica, chiara, uniforme, che appunto assicuri uguale trattamento a tutti i cittadini attraverso una precisa e prefissata pianificazione. E da qui il disegno di legge su cui oggi siamo chiamati ad esprimerci, disegno di legge quadro che prevede appunto dopo la fase emergenziale l'apertura immediata della fase ricostruttiva con la nomina di un commissario straordinario da parte del governo, figura che può coincidere con il presidente della regione colpita, ma che se l'evento riguarda più territori regionali può essere designato di comune accordo tra i vari governatori, in modo da garantire una gestione comune, più coordinata e più centralizzata della ricostruzione, ma anche pienamente rispondente a quelle che sono le esigenze specifiche delle comunità locali. Viene infatti previsto che alla cabina di regia possono partecipare anche ANCI, UPI, Protezione Civile, rappresentanti delle istituzioni locali, anzi viene proprio potenziato il ruolo dei sindaci per dare appunto più voce alle comunità locali. E d'altronde ricordo che ciò che guida la nostra azione politica è appunto l'ascolto e la vicinanza dei territori, perché solo raccogliendo le istanze dei territori è possibile governare bene,
cosa che come Lega puntualmente dimostriamo sia a livello centrale di governo che a livello locale degli enti che amministriamo in tutta Italia. Questo tipo di organizzazione in cui esiste quindi una cabina di regia nazionale si possono garantire interventi più efficaci e più rapidi con beneficio per le popolazioni interessate e facendo soprattutto sì che i finanziamenti che arrivano dallo Stato vadano a buon fine, siano impiegati a dovere e fino in fondo per la realizzazione degli interventi che peraltro servono anche come prevenzione di possibili successivi disastri. A differenza ad esempio di quanto è accaduto in questi anni in Emilia-Romagna, dove i governanti negli ultimi anni hanno ricevuto corposi e copiosi finanziamenti dallo Stato per interventi di messa in sicurezza del territorio che non hanno mai realizzato, dimostrandosi così corresponsabili dei disastri che purtroppo hanno colpito la popolazione anche di recente. Invece, con un coordinamento centrale dell'ufficio del commissario non potranno esserci più scuse o inefficienze né vuoti proclami da parte di governanti, ma solo una loro responsabilizzazione anche della politica, che è tenuta ad amministrare con coscienza, capacità ed efficienza senza sprecare le risorse pubbliche, soprattutto quando servono a salvaguardare la vita degli abitanti. Cadranno anche tutti gli alibi, per esempio in tema di pulizia dei bacini idrici, dei fiumi, delle dighe, perché il provvedimento semplifica quello che è l'iter burocratico per lo smaltimento delle terre e delle rocce da scavo. Anzi, addirittura in caso di macerie considerate materiali utili, queste potranno essere rimesse sul mercato con beneficio anche per i comuni che poi potranno utilizzare quei proventi. Gli emendamenti della Lega in questo caso sono stati determinanti, parliamo sì di beneficio economico ma anche di beneficio ambientale, di risparmio su materie prime che possono essere sostituite da materiali già esistenti e riciclabili. Un altro aspetto importantissimo di questo DDL è anche lo stanziamento di fondi non solo per la ricostruzione ma anche per il rilancio del tessuto economico, tanto da aver appunto coinvolto anche il Ministero del Made in Italy con risorse specifiche. Questo è un altro punto centrale del disegno di legge, ovvero l'attenzione finora mai avuta non solo per la ricostruzione ma anche per la ripresa economica dei territori distrutti. Un punto sul quale nessuno era mai intervenuto in modo strutturale, perché appunto dopo la ricostruzione bisogna anche intervenire immediatamente sulla ricostruzione economica, offrendo nuove opportunità di ripresa delle attività, ma anche una fiscalità di vantaggio e così via. E anche per questo è stato previsto che il 4% dei fondi destinati alla ricostruzione sia inserito in un programma di sviluppo da avviare immediatamente. Infine voglio sottolineare come si sia posta attenzione anche alla ricostruzione pubblica. Abbiamo purtroppo sotto gli occhi gli eventi tragici del terremoto dell'Aquila e del centro Italia, dove la ricostruzione privata ovviamente va molto più celermente di quella degli edifici pubblici, quindi dei servizi e quindi scuole, ospedali, opere idrauliche e di difesa del suolo e così dicendo. Non è possibile quindi ricostruire la vita di una comunità senza provvedere a quegli aspetti per cui la legge quadro fornisce nuovi strumenti ai commissari perché procedano anche con questo tipo di programmazione. Un provvedimento quindi che guarda davvero al presente e al futuro del Paese e che ha attenzione concreta verso la salvaguardia delle popolazioni, dei territori più a rischio, che si occupa di prevenzione ma anche di posto di istruzione. Per tutto questo, non prima di aver ringraziato il ministro Musumeci per il suo impegno, dichiaro il voto favorevole del gruppo Lega. Qui Parlamento. Ladri in casa o in azienda? Prima è meglio che dopo.
Oggi la soluzione si chiama Dialogos e passo subito la parola e do il benvenuto alla ditta Sicurbet, tecnologie per la sicurezza. Un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Vi prego di prendere carta e penna perché vi do subito il numero di telefono che potete chiamare per proteggere voi e la vostra casa 24 ore su 24. Questo è il numero di telefono che potete chiamare per il sopralluogo gratuito 389 11 89 705, ripeto 389 11 89 705. Vi ricordo che io rappresento Sicurbet, tecnologie per la sicurezza, siamo produttori dell'antifurto Dialogos, progettato e costruito interamente in Italia, antifurto che può gratuitamente essere collegato alle forze dell'ordine di zona, ovviamente previa vostra richiesta. E quindi cosa succede? Una volta installato l'allarme, che si installa senza fili, quindi non ci sono muri da rompere, lo potete tenere inserito giorno e notte a finestre aperte o chiuse senza nessun problema. Se avete degli animali in casa potete tenerli liberamente. Se l'allarme scatta vi avvisa immediatamente e avvisa chiaramente le forze dell'ordine qualora vi siate collegati. Ripeto il numero di telefono 389 11 89 705. Vi ricordo che l'antifurto è anche coperto da una garanzia integrale totale per 2 anni con sostituzione gratuita del prodotto nel caso si dovesse guastare. Una garanzia del genere so che non la offre nessuno, ecco. Per cui voi valutate, abbiamo varie soluzioni, chiaramente anche videocontrollo, quindi telecamere, sensori da giardino, telecamere intelligenti e via dicendo. Vi ripeto il numero di telefono che è 389 11 89 705. Un saluto a tutti e ricordatevi sempre che prima è meglio che dopo. Ladri in casa? Installa Dialogos 389 11 89 705. Dialogos è l'antifurto senza fili che ti permette di stare in casa con l'allarme inserito, anche ai tuoi amici animali. Chiama il numero 389 11 89 705. Antifurto Dialogos e sei protetto 24 ore su 24. 389 11 89 705. Sicurbet. Prima è meglio che dopo. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Un saluto a Radio Libertà e a tutti gli ascoltatori. Io sono Ida Elena e questa è La felicità è una piccola cosa, il mio ultimo brano. Un brano che parla di amore per la vita e di amore per quell'attimo che passa e di cui dobbiamo godere. Ciao!
Che ritmo, signori! Bello, bello, bello per la mattina, sempre a muoversi, non bisogna muoversi troppo, che siamo già stanchi, piove a dirotto, a dir 9, a dir 10 su Milano e speriamo naturalmente la pioggia non provochi guai in altre zone come Bologna, la Liguria, dove è annunciata veramente forte quest'oggi. Buongiorno da Sammy Varin, 8 minuti dopo le 9 del mattino, la felicità è una piccola cosa. Ci ha cantato Ida Elena, tra folk, mediterraneo e spagnolo, una poesia in musica per questa cantautrice e chitarrista siciliana di adozione romana con all'attivo 2 album d'estrazione pop con influenze Celtic folk. Si prosegue. Non è una rassegna stampa, adesso metto l'avvertissement, no? Tra poco però apriamo le linee allo 0292947222, attendete ancora qualche minuto perché proseguo a citarvi alcune cose che reputo interessanti dai quotidiani, molto spesso fuori linea certamente, cerco di non essere noioso con le solite argomentazioni, abbiamo visto oggi i titoli sui quotidiani sono praticamente identici, tregua, costo, quanto costa la tregua. Invece vado a pagina 16 del quotidiano Il Giornale che mette in pagina la ragazza nera contro il David. A Firenze trionfa l'ideologia woke. Il caso: la statua esposta in Piazza della Signoria. Lo scultore britannico Price, prima donna di colore e libera, in contrasto con il modello classico, scrive Il Giornale, è un nuovo esempio di cancel culture. La furia del politicamente corretto non risparmia nemmeno Piazza della Signoria a Firenze, scrive Francesco Giubilei, dove da oggi campeggia una statua di quasi 4 metri di bronzo dorato di una black girl, una ragazza nera nello spazio rinascimentale votato al potere maschile. Paginone quest'oggi sul quotidiano Il Giornale con la ragazza nera a Firenze. Naturalmente aspetto sempre i vostri WhatsApp anche su questo 3406709659, mentre il tempo oggi titola Adesso diranno fascisti su Marte, il vertice segreto, il sogno di un italiano nello spazio e quell'incontro all'ombra di Chigi tra SpaceX e i nostri scienziati per la missione 2028 sul pianeta rosso. Ed ecco qui all'interno la corsa verso il futuro, il sogno italiano su Marte, ragazzi, e meno male che ci mena via, veramente, chi lo sa, ce la facciamo? Cosa ne dite? Ma sempre sul quotidiano Il Tempo, mentre ci ricorda che il governo lavora allo studio per una rete satellitare italiana, e quindi vedi che la domanda che vi facevo l'altro giorno, come potremmo chiamarla, e mi avete risposto Mona 1, Mona 2, Mona 3, io ribadisco Guagliò 1, Guagliò 2, vabbè, ma non sei tu quel Sammy Varin che cantò la Padania qualche tempo fa? Cercatela su YouTube, io l'ho fatta sentire a Simone, gli è venuto un colpo. Tregua o non tregua, sempre all'interno del quotidiano Il Tempo, sul cessate il fuoco Putin prende tempo, idea corretta ma detta le sue condizioni, tregua o non tregua. Da una parte c'è Trump con il pugno, dall'altra parte c'è Putin che dice yeah. La sbornia dei dazi, tasse UE sul whisky e Trump minaccia il vino. Pagina 7, i referendum fissati nei giorni del ballottaggio per le amministrative. Primo turno delle comunali 25 e 26 maggio, il secondo l'8 e il 9 giugno. Segnate giù sul calendario. Ma a pagina 9 ci chiedevamo cosa si muoveva sul fronte Salis, non l'hanno ancora intervistata sulla macchina bella di Fratoianni, chissà che qualcuno abbia questo coraggio. Revocata l'immunità all'eurodeputato polacco, ora anche Salis trema. Pagina 7 del quotidiano Il Tempo, il Parlamento UE toglie la protezione giuridica a Bielan ECR, stabilito che la tutela vale solo contro accuse legate al mandato. Insomma, potrebbe muoversi qualcosa anche sul fronte Salis Europarlamento. Che facciamo?
Apriamo le linee? Dai, c'è già gente che aspetta, signori. 02 9294 7222, mentre la Stampa scrive Putin tregua condizionata, Trump pace incondizionata. Fa la stessa cosa, lo stesso giochino del Tempo, ma scrivendo Putin tregua condizionata, Trump pace incondizionata, con all'interno Domenico Quirico, Mosca è il ritmo lento della diplomazia, mentre le elite europee pensano al riarmo. È stato spezzato un tabù che il conflitto avesse solo una soluzione, la vittoria completa della nostra parte. Le trattative sono giochi imperfetti, la guerra va smontata pezzo a pezzo. L'Unione Europea non capisce quel che accade. Lo scrive Domenico Quirico, oggi a pagina 4 del quotidiano La Stampa. Non vediamo l'ora di giudicare fallito un tentativo di mediazione. Il mondo di oggi è fatto a imbuti, pieno di integralismi, fissazioni e bugie. Interessante. 0292947222. Pronto? Buongiorno signor Semmi Lisetta. Buongiorno. Allora, sempre sui dazi, perché non si può cambiare argomento, anche i giornali stessi continuano a parlarne. Allora, secondo me, signor Semmi, nella guerra commerciale nessuno ci guadagna. Prima cosa, l'Europa non risponda ai dazi, secondo me, e cerchi accordi con altri paesi. Non c'è solo l'America, signor Semmi, mi sembra, no? Poi l'Europa è un gigante commerciale e blindare i mercati equivale, signor Semmi, a colpire il cuore e il tessuto fondamentale della nostra economia. Un altro argomento è sul salario minimo, che bisognerebbe avvisare il nostro ministro Giorgetti, perché è fermo al palo. Cioè un direttivo che è stato adottato nel 2022 punta a garantire ai lavoratori europei una retribuzione che consenta loro di vivere dignitosamente. L'Italia però, nonostante le numerose proposte di legge presentate negli ultimi anni, è uno dei pochi paesi dell'Unione che ancora non ha introdotto questa misura. Tutto qua, io lo saluto e buona settimana. Grazie, buon fine settimana e grazie naturalmente per dirci la vostra. Chiamate adesso lo 0292947222 e entrate in onda senza filtri né censure. Pronto? Sono Albino, buongiorno, ciao. Ciao, buongiorno. Dato che io sono uno specialista nello sbagliare i nomi, non parlo di politica assolutamente. Chi era Marco Bassi, quello di cui avete mandato il pezzo? Sergio Bassi. Ah, vedi, mi sono subito sbagliato. No, a parte quello, come stile, allo stile di Van der Sfros, del quale ho tutta la discografia perché mi piaceva e mi piace molto. Vero. Ma di Van der Sfros non ho più sentito pezzi, come mai non li mandate più? Vero, effettivamente sai perché? Perché lui è diventato famoso. A differenza di altri, è già famoso e non ha bisogno di noi. Lo abbiamo mandato come non mai siamo stati noi a inventarlo praticamente. Lo so. Ma tu pensa che il nipote di un mio amico è compagno di scuola della figlia di Van der Sfros, o la figlia o viceversa, no? E allora io parlando al mio amico che è di Como mi fa: ma ti interessa Van der Sfros? Ma ti faccio avere tutti i CD con la dedica personale sua. E infatti mi ha mandato giù tutti i CD dedicati. E ogni tanto me li ascolto, però dico cavoli, sulla radio non l'ho più sentito, quindi ma lo manderete ancora o non lo mandate Ma no, più? certo che lo mandiamo. Grazie caro, intanto ti saluto. Assolutamente sì, mi hai dato un'idea, però ripeto, io trasmetto solo artisti che non sono famosi, raramente metto quelli già conosciuti. Davide Van der Sfros lo abbiamo intervistato più volte negli anni, anche io stesso l'ho avuto nei nostri studi. È chiaro che adesso, essendo famoso, riempiendo gli stadi, non ha certo bisogno della spinta di Radio Libertà, capisci? Però gli vogliamo sempre bene. 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, sono Walter. Uè Walter. Ciao, volevo due cose. La prima è una battuta, ma chi va su Marte possiamo deciderlo noi? Questa è la battuta. La seconda cosa è questa: ho sentito parlare, non volevo chiamare, ma la deputata della Lega, non so se deputata o senatrice, ha parlato della ricostruzione post terremoto, bla 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 bla. Io ho esperienza diretta in Friuli, dove alle persone è stato detto: te la ricostruisci te o te la ricostruiamo noi? Se la fai te ti diamo i soldi. La stessa cosa è successa in Irpinia,
ma la gente si è presa i soldi e non ha costruito, e poi dicono che non è costruito niente. Seconda cosa, non ha fatto un minimo accenno all'abusivismo edilizio del sud e di Ischia, dove costruivano sulle scarpate con i fiumi che poi passano, portano giù le case, e noi dobbiamo risarcirli. Cioè, un piccolo accenno all'abusivismo edilizio, visto che io per spostare mezza finestra devo fare più carte che il trattato di pace Russia-Ucraina. Grazie caro, assolutamente sì, e come non si può essere d'accordo, chiaramente se il deputato arriva da quella zona cerca di difendere anche coloro che ci vivono in quella zona, ma le critiche non sono mai mancate. Sono libere le linee in questo momento, ci credete? Io no, però proviamoci. Formate lo 0292947222 per entrare in onda in questo momento con Sammy Varin e dire la vostra sull'argomento che preferite. Pronto? Buongiorno. Pronto? Ciao. Buongiorno Sammy. Siccome questa è una radio, tu sei controcorrente, questa è una radio controcorrente, dice quelli che molto pensano, diciamo, lo pensano ma non hanno il coraggio di dirlo, sia a livello di informazione che a altri livelli. Vogliamo dire una cosa spietata e crudele? Io adesso mi auguro che si salvino tutti quei poveracci lì Campi Flegrei, ma perché quelli sono vittime e sono complici di 70 anni di malaffare, di mala gestione. Sono tutte case abusive, erano case che non devono costruite. Questi sono stati governati i primi 30 anni dalla democrazia cristiana lì in Campania, a Napoli, più Magnone, Gava, Cirino Pomicino, e poi gli altri 40 dalla sinistra più Magnona, dei Bassolini, gli Erbolini e tutta questa gente qui, i De Magistris, hanno fatto costruire in maniera irresponsabile e criminale alle falde del Vesuvio. Ci stanno 700.000 persone, Sammy, che rischiano, si sa che un giorno il Vesuvio prima o poi esploderà, si sa di sapere solo quando. Può essere una strage di proporzioni immani che non si è mai vista in Occidente. 700.000 persone vivono in case abusive alle falde del Vesuvio, e diciamoci queste cose, Sammy, perché se no dici allora sei razzista. No, loro sono stessi vittime di quel ceto criminale politico che hanno avuto da 70 anni, prima democristiano e poi comunista. Quelle sono tutte abusive, andrebbero buttate giù tutte. È inutile che si lamentano, sfondano i cancelli e il governo ci lascia. Ma che cazzo hanno fatto per 70 anni che hanno subito questo abusivismo e sono stati zitti? Grazie caro. 0292947222. Su alcune cose non si può certamente non essere d'accordo. Chiaramente qualcuno gli ha permesso che tutto questo proseguisse, poi non tutte le case sono abusive, molte certo, quelle messe lì sul crinale della montagna, costruite a picco sul mare, e qualcosa siamo riusciti anche a tirar giù. 0292947222. Pronto? Pronto? Sì, sono Graziano da Gallarate. Ciao. Guarda, è venuta proprio l'occasione giusta di quella persona lì, guarda, soprattutto con l'accento meridionale, che sai che non l'ho detto già più di una volta, che del 2020, diciamo, chissà perché, per come, di notte qualcuno mi ha detto che nel 2025, nel 2020 non si sa quando, il Vesuvio, come gli stava dicendo lui, il Vesuvio salterà per aria. Ecco perché dico, se c'è qualche parlamentare, qualcosa, preparatevi, perché quello che stava dicendo quella persona è facile. Io prego Signore che non succeda, però è facile che questo avverrà seriamente. Grazie. E poi in Mattarella le dico ultimamente, se stava zitto forse guadagnava di più un po' l'Italia, invece adesso si sta declassando, perché la stanno abbandonando tutti. Grazie a te, insomma, sto povero Mattarella, quando non parla perché non parla, quando parla perché parla, quasi peggio di Salvini, signori, lo trattate malissimo, almeno Salvini, e in questo momento stanno arrivando, ragazzi, mai come adesso, WhatsApp, lettere, gente che ci viene a trovare dicendo cavolo, Salvini
aveva ragione. Anche Cecilia per la prima volta ci scrive un WhatsApp: sono assolutamente d'accordo con Salvini e Trump, vogliono la pace, per ideale o per interesse economico, comunque trattando si risolvono il problema, con riarmo si fomenta. 0292947222. Pronto? Pronto, buongiorno Sammy dal Veneto. Prego. Che ti pensa tanto? Stai attento, sulla questione di Napoli, i Campi Flegrei, il vulcano che sta rialzando il terreno di 3-4 centimetri. Beh, diciamolo chiaramente ai napoletani, anche il vulcano o i vulcani che avete lì sotto le chiappe vi stanno dicendo alzate le chiappe. Eh sì, perché per voi i soldi non ce ne saranno. Prima dovremo dare la casa agli extracomunitari, ai migranti, a quelli che vengono dal Bangladesh, dall'India, dall'Africa subsahariana. Per voi, cari napoletani, soldi non ce ne saranno, e se no, se non alzate le chiappe, allora sarà così. Ciao Sammy! Grazie caro, gli immigrati vengono tutti qua da noi, vai tranquillo, vengono nel tuo bel Veneto, nella nostra bella Lombardia, al sud non ci stanno molto volentieri, e diciamo che i meridionali possono avere tutti i difetti del mondo, ma non ditemi che non si fanno rispettare loro dagli immigrati. Appena arrivato il dispaccio dalla Lega, signori, ve lo leggo in anteprima, è ufficiale, sabato 5, domenica 6 aprile a Firenze, Fortezza da Basso, si tiene il congresso federale della Lega Salvini Premier. La segreteria provinciale di Bergamo, ad esempio, organizza un pullman per la domenica 6 al raggiungimento dei posti prenotati. Vi chiediamo pertanto, per chi vuole partecipare al congresso, di prenotarsi, ok? Fatevi avanti. Sto parlando in questo momento con la segreteria di Bergamo, che è una delle più attive del nord. Prenotatevi con la vostra segreteria per partecipare domenica 6 aprile al congresso della Lega a Firenze, Fortezza da Basso, posto splendido. 0292947222. Pronto? Linea caduta? C'è qualcuno? Pronto? Pronto, pronto, pronto. Ciao, ciao. Ciao, ciao Sammy, sono Blanca Briceno, venezuelana, fondatrice del movimento Aires Ven, appoggio internazionale alla resistenza venezuelana. Per amore alla verità, veramente, come dice il Signore Gesù, la verità vi farà liberi. Sui Campi Flegrei, guarda che lì l'architetto Aldo Loris Rossi, buonanima, e Marco Pannella, buonanima, si sono occupati per moltissimi anni. Bene se lo ricordate. Un abbraccio Sammy e grazie per la tua trasmissione. Grazie a te, perché ci onori di ascoltarci. C'è un messaggio audio, sentiamolo. Sono io che parlo. Buongiorno Pier dalla Romagna. Ciao Pier. Che goduria vedere Trump su una Tesla con di fianco Elon Musk. Che squallore sentire il duo dei marito e moglie che si vergognano di aver comprato la Tesla, ma ce l'hanno lo stesso. I due lì, Piccoletti e Fratto Gianni, ma che pagliacci. No, ci mancherebbe altro, ma la figuraccia, anche Rosy Bindi è corsa immediatamente a vendere delle azioni che aveva, che c'era dentro qualcuno che riguardava gli armamenti. Vorrei dire a quei coglioni che hanno tolto il voto a Salvini per darlo alla Meloni, che non saranno messi così come siamo a fare debito per comprare armi. No, beh, ve l'ho detto, noi si scherza, però mai come adesso ci state scrivendo in centinaia dicendo: ha ragione la Lega, ha ragione Salvini, ho fatto male a non votare la Lega. C'è tempo, si vota per le amministrative in maggio, è minimo. 0292947222. Pronto? Ciao Sammy, sono Graziella da Galarate. Ciao. Ciao. E se mi permetti, oggi mi sento molto cattiva. Perciò tu prima hai detto il povero Mattarella. Povero di che? Perché lo stanno finalmente attaccando, qualcuno si permette di toccare Dio in terra? Allora, ma povero non è. Io vorrei sapere, purtroppo, quanto lo paghiamo affinché lui porti in giro queste strane verità
che probabilmente non sono solo le sue, chissà chi gliele suggerisce. Ciao Sammy, e guarda, te l'ho già detto, io ho paura della magistratura e dei comunisti. Ciao. Grazie. 0292947222. Se arriva al volo una chiamata la prendo, ma intanto WhatsApp: minacciamo l'uscita dal governo, scrive Alberto da Rona. E lo sai che è pericoloso, perché poi sono lì che si girano verso di te e ti dicono prego. Chissà chi entrerebbe al posto della Lega. I giornali dicono che Zakharova attacca Mattarella, semmai Zakharova risponde a Mattarella. È stato lui l'aggressore e non una sola volta. Luca, provincia di Brescia: vorrei ricordare ai tanti detrattori dell'italico presidente, tra i quali il sottoscritto, essendo Mattarella meridionale ed espressione del PD, che la sua rielezione è avvenuta anche grazie ai voti della Lega senza più Nord. Il Luca secessionista. Caro Luca, se non lo votavamo eravamo ancora qui ad aspettare un presidente della Repubblica. Ripeto, facciamo l'appello: chi vuol fare presidente della Repubblica? Simone, non sarebbe male, c'ha la faccia giusta e ti votano pure i musulmani, assolutamente, perché un bel barbone così abbiamo anche Pellegrin che a barbone ti frega, ce li abbiamo i nostri candidati. L'ultima chiamata, pronto? No, non c'è niente. Allora me ne vado. Interessante sentire i parlamentari che riempiono l'aria di buone intenzioni e di balle meteorologiche come il mitico cambiamento climatico. Avvisate che negli ultimi 13 anni la calotta antartica, notizia NASA, i ghiacciai sono aumentati del 23%, vero Marco? L'hanno detto a bassa voce. Me ne vado, grazie per il gentile ascolto, restate lì, non cambiate canale. Dove pensate di andare? Adesso arriva l'editoriale del nostro direttore Sallusti, poi Giulio Cainarca e poi naturalmente Sammy Varin alle 11 con altri ospiti, e proseguo a leggere i vostri messaggi. A più tardi. Avete